È amarissima. Buonasera ragazzi, sono Jack dei Giri del Jack ed eccoci di nuovo qui, in quanto come c'è ancora Lorenzo del Fantrappista per il secondo giro di recensione birre. In quanto a questo giro si parte con una birra leggermente più pesante della scorsa volta, in quanto la scorsa volta eravamo partiti con una Blanche Esattamente. La e prima Blanche e la seconda invece anche lei è un pochino pesante, secondo me. sì, un po' tanto, cioè più che altro come siamo partiti che la Blanche cos'era, una 5? Più o meno 5, 5 e E siamo mezzo. arrivati alla prima luna che era una 12. Vabbè, sì. Di solito si inizia calmi, poi pian piano si Sì, sì, siamo partiti da alza una un po'. Blanche a una Barley Wine, quindi... Questo giro invece partiamo con una Double IPA. La maceta essenzialmente è, da quanto ci ha raccontato, è tipo la sorella maggiore della Freeride che abbiamo bevuto la scorsa volta, la degustazione. Sarà amara quindi. Sarà più amara forse, perché essendo una double IPA aumentano i luppoli proprio come quantità e quindi giustamente probabilmente aumenterà anche l'amaro proprio della birra. Vedremo il profumo, non lo so. Che gioia, amo le birre amare io. Però si stappa ora. Alla prima. Quanto è buona. Yes. Già il profumo però si sente che è bello intenso. Adoro questo suono. È Innanzitutto possiamo molto dire che chiara. è chiara, perché le double IPA non sempre sono chiare, possono essere magari anche ambrate, quindi questa È qua molto... sembra chiara, leggermente torbida, non proprio, non proprio totalmente limpida, appena un po' torbida. La schiuma non è bianchissima, forse una punta di giallo ce l'ha. Cosa dici? Allora, scusatemi, devo annusare subito. Si sente che è una polipa, è amara. Si sente Senti già l'amaro, si sente l'odore dell'amaro. però è molto fruttata. Sì, quello sì. Però si sente l'odore dell'amaro. Vabbè, intanto che schiuma un minimo si guarda l'etichetta. Perché questa qua è bella. C'è scritto Assolutamente, letteralmente bellissimo. maceta a caratteri cubitali e si vede proprio un macete sotto la scritta. E poi un bel teschio anche, vedo. Esatto, Quindi qualcuno mi sì. sa che ci ha lasciato le penne qui. Vabbè, capita. Perché Nell'ambiente che vedo, molto molto, facile. molto Far West. E qua c'è anche il flavor text, detto Vai. molto terra terra, è una frase simpatica. Una rasoiata di luppolo. Macete non fa compromessi. Macete, don't text. Se la dici tu poi viene meglio. Beh, sicuro. Continuiamo a A versarla. versarla. Bella la schiuma. Un bel Molto. cappello di schiuma. Come duro, questa birra è molto bella, non me l'aspettavo così, me l'aspettavo molto più scura io. Ma secondo me ti piace anche. Ne sei sicuro? No, Secondo... però... Però sai, l'hai detto così per però lo simpatia. dico per simpatia perché io sono sempre fiducioso. E io ho paura che invece sia troppo amara perché la Freeride, bello il colore, aveva un bel colore, però troppo amara per i miei gusti. Ed era un'IPA. Era un'IPA se non sbaglio. E quindi finiamo di versare la birra. Riusciamo a non farla? Sì, sì, ce la facciamo. E visto che oramai è quasi finita, Però io intanto... i profumi li ho sentiti bene, mi sono piaciuti molto, già da Sì, sì, subito. sì, buona, infatti... Cioè l'amaro di questa birra, sì, ma neanche troppo perché senti molto il profumo dolce di frutti esotici, di frutti tipo un mango, una pesca anche, quindi il dolce c'è come profumo. Poi magari come sapore sarà molto amara, perché profumo e sapore non vanno così. Sì, non sempre. Comunque appunto è la rasoiata di luppoli, perché sono i luppoli Che che ti danno, danno che danno quell'amaro lì, l'amaro. quel bel colpo. Sì, però ok, allora è bello parlarne. È amara, amara. Dobbiamo assaggiarla. Eh sì, Vediamo se ti danno questa rasoiata. vedremo.
È amarissima. Bella amara. È molto amara. È molto amara, però a me piace. No, per me è troppo amara. Allora, birra bevuta. Birra bevuta. Io parto io. Vai, parti tu, è meglio. A lui è piaciuta tantissimo. Sì, perché proprio- è veramente amara, a lui piace molto l'amaro. No, allora, a me piace tanto l'amaro nella birra perché dà quel gusto bello deciso. E il contrasto tra il profumo dolce e bello speziato, magari un po' della birra con l'amaro proprio al palato, per me è molto buono. Però chiaramente a chi piace l'amaro. Sì, per me invece è troppo amara, è veramente troppo amara. Cioè, per Dio, magari un bicchiere ne bevo anche, però non vado oltre. Veramente troppo amara. D'assaggio per te. Più che Sì, altro. d'assaggio. Cioè, se fosse stata la metà l'avrei finita. O la finisco comunque perché la birra non si butta. Però è complicato per me. Quindi, visto che tu l'hai assaporata sicuramente meglio che me, come la potremmo accompagnare? Come potrebbe essere bevuta secondo te? A me piace berla anche così. Non andrei troppo ad aggiungerci altro perché per me anche questo sapore bello amaro è buono in bocca. Però, insomma, anche... A te piace? Magari con un fritto, secondo me ci sta bene vicino, con un bel pesce fritto, qualcosa, da contrasto proprio. Io me li immagino un po' così. Apprezzo che ci sia qualcuno. Sono gusti, quindi... De gustibus. De gustibus. Quindi, visto che appunto questa qua, la macete è bella. Ti è piaciuta tantissimo. Sì. La rasoiata te l'ha data. Sì, me l'ha data. Macetata proprio qua dritto. Sì, proprio da capo e collo. Esatto. Facciamo Puoi la passare prossima. alla prossima. Sì, passiamo sì, alla sì. prossima. Bene, ecco la seconda birra. La seconda birra, come di consueto. La stappo io. Esattamente. Allora, cos'è? Prima di tutto è una Imperial Stout che si chiama Verdi Imperial Stout, appunto. E dovrebbe essere una birra bella saporita, secondo me, bella profumata, bella saporita. Amara? Un pochino, ti piace il caffè? Sì. Ti può piacere, secondo me. Allora, a posto. Ottimo. La stappiamo? Ma io direi di sì. Andiamo. Anche perché se non sbaglio questa qua è una birra pluripremiata. Assolutamente, è una birra pluripremiata, diversi anni, quindi dobbiamo vedere se la premiamo noi. Ma sì, dai, diciamo di sì. Vado? Vada. Non cincischi. Wow. È scurissima questa. È una birra... Le stout sono appunto... hanno questo color bello marrone, scuro, e poi guarda la schiuma. Bello. Ma Questo è bello. proprio color caffè, color bello torrefatto, bello... Esatto, è bella, mi piace. Sembra quasi il liquore al caffè. Esatto, è vero. Mi ricorda molto il Verissimo. liquore al caffè che ti danno al ristorante. Verissimo. Molto bella però. Anche il sorbetto al caffè. Esatto. Perché proprio è bello cremoso anche. Guarda, la schiuma è molto cremosa, molto compatta. Sì, esatto, sembra di quelle che puoi mangiare col cucchiaino. Vero, Bella, molto bella, vero. questa mi piace. Da Tanto vedere. che decanta. Fai una rosatina. Cioccolato, cacao. Cacao e caffè. Esatto, buono, mi piace. Molto molto bello. Ma poi è bello anche proprio i colori. Per me i colori sono stupendi delle stout. Questa come gradazione alcolica è appena un po' sopra la macete e siamo a 8,2 gradi. Sì, è 8,2. 8,2. Intanto guardiamo magari l'etichetta, intanto che scende. L'etichetta appunto Verdi, Il grande Giuseppe il Verdi. faccione di Giuseppe Verdi, il premio che ha vinto nel 2008 e Che nel probabilmente 2008, se non ricordo male, era quello europeo. è quello europeo, esatto, European Beer Star. Visto, prof, oggi ho studiato. Oggi ti sei preparato, bravissimo. E anche in questo c'è il flavor text. Vabbè, quello lo faccio leggere a te. Ah, a me l'onore. Fatelo. Vediamo. Ora la sete mi sarà lieve, meno acre la ruggine. Ho detto una ruggine con una G sola.
ruggine. Però carina, la sete mi sarà lieve, speriamo solo quella però. No, non ci sarà sete. Questa, per chiudere questo nostro percorso con birrificio del Ducato, secondo me è ottima. Sì, proprio in anche secondo me. conclusione. Proprio come l'amaro, e dopo magari l'amaro il caffettino finale al ristorante, cosa dici? Esatto, ci sta, è vero, bello, perché la Blanche magari Non è stato fatto apposta, No, infatti, lo per diciamo, nulla. ma è stato completamente casuale. è vero. La Blanche che magari fa da aperitivo, Da da entrée, diciamo. Esatto, poi la potenza della prima luna che fa da primo, la macete che fa da secondo e infine un bel caffettino. Esatto. Ci sta, mi piace. Quindi adesso l'assaggiamo. Beh sì, che fai? La lasci lì? Assaggiamo. Seconda birra bevuta. Dunque, questa era buona. Cioè, per i miei gusti questa qua mi è piaciuta di più. A Il lei? fatto che a me piacciono tutte è un problema. Nah. Mi piace la birra. Esatto, Ti quindi racconto com'è. Come dico su Instagram. Comunque, cosa ne Commenti. pensi? Cosa hai sentito? Allora, assaggiandola mi ha ricordato, cioè, ho sentito molto il caffè, si sente molto il caffè e già il vedere che dicevi un bel sorbetto al caffè, un liquore al caffè, È confermato. è confermato. Anche il profumo conferma il suo Esattamente, sapore. esattamente, cacao e caffè. Mi è piaciuta, devo dire, buona, mi è piaciuta. E la schiuma, secondo te, è durata abbastanza? Non è durata nulla, Poco, ci ha messo veramente anche pochissimo secondo me. Cioè, questo qua, ad ne ha esempio- fatta tanta? Sì, ne ha fatta tanta subito, ma- non è stata persistente. No, infatti, cioè, basti vedere questa qua che Secondo di me. schiuma ce n'è ancora. E ce n'è ancora, Poca, vero. ma c'è ancora. Questa qua era bellissima, Era questo proprio color subito. caffè, cappuccino, proprio bello intenso, il sorbetto al caffè, e invece Non è durata nulla. però ti è piaciuta. Beh, rispetto, purtroppo, macete non è la mia. Troppo amara per i miei gusti. E niente, abbiamo finito. È finito questo tour per il birrificio del Ducato, Per te, perché io devo fare ancora una cosina. che non sveleremo. No, altrimenti che gusto c'è? Vabbè, niente, aspetteremo, lo ritroverete probabilmente sul canale. Esatto, magari in un altro posto, però sì. E questa volta ci sarà anche in cotoletta. Ah, Sì, Eh. sì. Perché finché si parla di bere, lei non c'è. non c'è perché... Non è amante purtroppo della birra, ma se si tratta di... Non si dice. Chi lo sa? No, certe no. cose non Si scopriranno. Esatto. Niente, Può quindi sembrare una cosa molto porno detta così. non lo sarà probabilmente. Ok. Comunque. Quindi, Birrificio educato? approvato. Approvato. Mi è piaciuta. No, mi piace appunto l'esempio che ho fatto prima, primo, secondo, aperitivo, primo, secondo e dolce. Sì. È corretto, mi piace. Devo essere onesto, ho preferito il primo. Tu hai preferito... Il primo era molto buono. Il primo incanta, diciamo, questa però a chiudere è molto buona. Molto buono. Però io non tolgo nulla, ma veramente nulla al secondo, perché la macete per me, Ah, tanto la finirai tu. purtroppo, per, Ah, quanto beh, mi, purtroppo. per quanto mi riguarda era una signora birra. Una double IPA molto, molto profumata e molto amara, piacevole. Profumata sì, amara troppo per i miei gusti appunto. E con questo, Abbiamo chiuso. ciao cari!